Siamo qui davanti perché oltre ad essere un simbolo in realtà c'erano ancora delle speranze in quanto l'autorità portuale aveva dato delle speranze a questi lavoratori per dargli un posto di lavoro mettendo in piedi un progetto di logistica. Il progetto è già stato presentato, ma nessuno dei 28 lavoratori che dovrebbero essere impiegati è stato assunto dalle ditte appaltanti i lavori di bonifica. Noi vogliamo che intanto queste 28 persone, questi 28 lavoratori vengano assunti dalla Demonte, bisogna capire se assunti dalla Demonte o dalla ATI, che comunque verrebbero assunti a tempo determinato per 5 anni. Dopo aver fatto tutto quello che era possibile fare per evitare la fine delle loro aziende, i lavoratori di Montefibre e Vinyls sono prossimi alla disperazione. La Montefibre finisce 3 anni di cassa integrazione straordinaria a dicembre. La Vinyls lo finisce a settembre, 2 anni, e in assenza di prospettive, di progetti industriali, questi rischiano di finire in mobilità, cioè licenziati senza nessuna prospettiva. La richiesta avanzata da tempo è quella di aprire un tavolo ministeriale per la riconversione di Porto Marghera. I sindacati a questo punto non sono contrari all'arrivo della logistica. Industria, chimica e logistica possono convivere, ma dobbiamo partire da qualcosa, perché ormai qui sono anni che parliamo e basta, e l'unico dato certo è che i lavoratori continuano a rimanere a casa senza nessuna copertura. Importante è che nel progetto della logistica sia prevista la riassunzione dei lavoratori delle aziende che stanno per terminare la cassa integrazione.